Eccoci insieme cari telespettatori. FNP CISL come sempre protagonista del nostro spazio di approfondimento rivolto agli anziani, ma come sapete noi parliamo di diverse tematiche che riguardano poi i cittadini in generale con l'FNP della CISL. Questa volta è un aggiornamento, 25-26 marzo sono le date di congresso del sindacato dei pensionati della CISL. Cercheremo di capire che cosa vuol dire, che cosa ne emerge, perché l'attenzione è focalizzata non soltanto sugli iscritti, e poi vedremo anche i benefici, cosa vuol dire essere iscritti a un sindacato pensionati come quello della CISL, quindi anche le opportunità, ma poi tutto l'occhio di riguardo che è dato agli anziani, al mondo degli anziani, che è sempre più numeroso e importante e significativo. Per parlare di questo abbiamo il piacere di avere qui con noi in studio Giulio Fortuni, dirigente FNP Padova e Rovigo, grazie di essere arrivato qui con noi, che ci ragguaglierà al proposito. Domanda preliminare. Tutto ciò, che così rispondiamo anche a una mail che arriva, anzi un paio di mail che sono arrivate dai nostri telespettatori. Perché iscriversi all'FNP CISL? Sì. E lì dopo parliamo del congresso per gli iscritti, proprio in sintesi. Intanto salve a tutti e a tutte. Perché iscriversi? Perché è la sponda e la garanzia in una società sempre più complicata, dove la burocrazia non manca, ma soprattutto per una tutela e un orientamento ai servizi sociali, sanitari, prioritari e molto usati dalla popolazione più anziana, ma anche perché la nostra federazione si occupa sia di ambiente, di sostenibilità sociale, che è molto importante in una situazione sociale che cambia, e anche perché è un dato identitario. Appartenere a una grande associazione è molto importante, e quando ci si occupa di solidarietà nel nostro terreno padovano, dove soprattutto a Padova c'è una et in più sul volontariato, questo è uno dei motivi in più per aderire al nostro sindacato. E quindi comunque vuol dire avere anche una garanzia, un supporto in tutti i servizi che vengono offerti, sì. Quindi non è più da vedere come una volta, già mi iscrivo al sindacato perché sindacato in quanto tale, ma è una serie di servizi che possono essere importantissimi per chi è in pensione, no? Certo che sì. Infatti noi abbiamo organizzato la nostra attività in tutta la provincia, in tutte le due province, perché la nostra federazione comprende Padova e Rovigo. L'abbiamo organizzata con 108 agenti sociali, vengono chiamati così, in gran parte volontari, che si occupano con molta competitività, insomma, con molta competenza, di tutte le possibili, immaginabili situazioni di cui ogni giorno c'è bisogno, che va da un consiglio su quelle che sono di attualità, non so, l'energia, che ti tartassano a casa, ti inseguono, eccetera, e li mettiamo attenti tutti quanti anche rispetto alle truffe che avvengono spesso su questi terreni. Una serie di servizi, insomma. Ma anche dare l'orientamento ai servizi. Si dà per scontato che ognuno entra in internet e si trova l'ULS o il medico più vicino per fare un'assistenza, ma così non è. E quindi c'è quello che chiamiamo digital divide, è più che mai attuale tra gli anziani, e c'è bisogno appunto di orientare e di avere una sponda che serve appunto per muoversi, una certezza per muoversi. A fronte di questa certezza, per dare altre certezze, andate a congresso. Sì, andiamo a congresso. La nostra federazione è stata commissariata, c'erano delle situazioni così individuali di incomprensione fra il gruppo dirigente, che però si sono per davvero appianate, e chiaramente ognuno con il proprio pensiero, con il proprio orientamento, ha portato un contributo per andare a sintesi, una sintesi che raccoglie gli umori di tutta la federazione, una grandissima federazione fatta da 48.000 iscritti, di cui 12.000 sono nella provincia
di Rovigo e 36.000 nella provincia di Padova. Non è così semplice mettere a fattor comune una popolazione di così vasta portata. Ce l'abbiamo fatta e quindi andiamo finalmente al congresso. Ma andare al congresso cosa vuol dire? C'è una nomina dirigenziale? Cambia qualche cosa? Sì, diciamo che quando una struttura è nella situazione di commissariamento c'è uno che comanda, come è per i comuni, come è per altre istituzioni. Il vero gioco è quello di ripristinare una democrazia interna alla nostra organizzazione. Abbiamo un calendario di assemblee precongressuali che consulteranno tutti i nostri iscritti e ci sarà la possibilità di ognuno di potersi candidare al congresso. Il congresso si avvarrà di 124 delegati che provengono, dopo essere stati votati in queste assemblee, dal territorio più vastamente inteso. In questa maniera si va a congresso e questi delegati, che rappresentano tutta la base degli iscritti, eleggeranno il nuovo gruppo dirigente. Quali sono i temi che per la zona di Padova e Rovigo in particolare, quindi queste due province che comunque sono centrali nel Veneto e ben popolate, anche se hanno delle connotazioni poi particolari una zona rispetto all'altra, verranno affrontate, quindi le questioni da affrontare? Sì, diciamo che ci sono delle questioni che ormai sono diventate di emergenza vera e propria. Ci sono delle altre questioni sulle quali ci battiamo da sempre, come intero sindacato dei pensionati. A livello unitario, insomma. A livello unitario, tra la FNP-CISL, lo SPI-CGIL e la UILP, Unione Pensionati della UIL, abbiamo un comune intento su temi generali molto importanti, ma uno in particolare, che è quello della non autosufficienza, è un tema che ormai è diventato di emergenza. No, il congresso, diciamo, alla fine sfornerà una segreteria che si occuperà in prima persona di questi temi, però la cosa che è molto importante è che abbiamo consumato ben 3 manifestazioni per chiedere l'attenzione sul tema della non autosufficienza. Ecco, qua vediamo appunto anziani non autosufficienti. Ci sono belle percentuali interessanti da considerare qui, che non è cosa di poco conto, insomma. Che cosa ne emerge? Beh, in Italia abbiamo praticamente 3 milioni di non autosufficienti. È difficile non accorgersi ed è anche difficile non avere vicino a sé o tra i parenti qualche figura di questi sfortunati, chiamiamoli così. Però sono aumentati, questi dati fanno capire che dal 2015 al 2019 c'è stato un aumento e anche rilevante, insomma. È un aumento rilevante perché... Buon per loro, perché vuol dire che sono ancora in vita e di conseguenza... Diciamo che la maggior parte degli non autosufficienti sono anziani, ma non sono solo anziani, ma aumentando l'età media che sta aumentando sia per le donne che per gli uomini, perché prima ci battevate... 3-1, a noi chiaramente, avendo anche cure sempre più particolari che riescono a mantenere più alto il livello di salute e di benessere, però aumentando quella fascia, nella fascia la percentuale permane, quindi aumenta proprio un 10%, il numero. circa 11% sugli anziani, eccoli qua, over 65, sono non autosufficienti. 2008-2019 vediamo la differenza e c'è stato effettivamente un incremento. Sì, Padova è un po' più giovane, infatti, nel senso che ha il 22% contro Rovigo che era già il 22% e in poco tempo, in 8 anni, 9, è salita al 26%. E questo vale anche per Belluno, il resto del Veneto è sulla media nazionale, ma il dato è chi si occupa di questi e come ci si occupa di questi anziani e soprattutto tra questi chi si occupa dei non autosufficienti. Esatto. Noi vogliamo una legge e quindi una delle prime priorità che avrà la nostra federazione padovana rodigina è quella di cercare di... sarà quella di prendersi a cura di
proferire al massimo degli sforzi per avere questa legge e approfittando anche che davanti abbiamo tra poco le elezioni, misureremo anche i partiti politici che si presenteranno alle regionali su quale sarà l'attenzione per gli anziani ed in particolare a questa fetta di popolazione non indifferente che giace in questa situazione certo deprecevole che provoca parecchi problemi. Ecco, c'è un'altra slide di supporto che chiedo alla regia perché parliamo di pensionati per esempio a Padova. Lei prima faceva la distinzione uomini e donne, 234.875 pensionati a Padova, che sono numeri importanti, certo. E qui è raffrontato anche con la pensione, ecco, che percepiscono e vediamo che in modo particolare le donne sono comunque ancora più degli uomini, ma soprattutto quello che fa rabbrividire è che le donne prendono poco perché da 500 a 1000 euro abbiamo 41.972 donne a fronte di 15.000 uomini, sono tante, nonostante magari uno possa dire non so se in questo dato c'è anche la reversibilità compresa, ma dubito. No, la fotografia è una fotografia impietosa che dipinge di come la società veneta, che è al lavoro, che è stata attiva in quegli anni là, avesse poco a cura quella che doveva essere la piena occupazione, in particolare la maggiore occupazione delle donne. Quindi le donne, molte delle pensioni sociali sono attribuite alle donne che non hanno lavorato oppure hanno lavorato per periodi molto brevi e la conseguenza è questa per forza di cose e di questo credo che nella mia esperienza lavorativa quando ho seguito il mercato del lavoro ci siamo occupati bene. Negli ultimi anni è salita di molto l'occupazione femminile. Questo ha determinato anche dei gap sociali notevoli, perché è vero che è aumentata l'occupazione, ma a pari passo, anche se andiamo un po' fuori tema, non è aumentato un'assistenza alle famiglie e chi lavora oggi è in forte difficoltà a costruirsi famiglia, a prendere casa, a far figli e lo dimostra il tasso appunto di natalità che si è di molto abbassato. Quindi, complessivamente si presenta un problema, una popolazione che invecchia, i ragazzi da 0 a 14 nei prossimi 10 anni a Padova diminuiranno con questo trend di 10.000 unità, gli anziani oltre i 65 anni aumenteranno di 38.000 unità. Questo ci interroga molto, sì. Sarà una popolazione di anziani e quindi su due fronti. E anche su questo siamo impegnati perché nei comuni e la regione stessa si faccia carico di questa situazione dando delle assistenze vere alle famiglie perché possano crescere con più tranquillità i figli. Questo garantirà una sostenibilità della società, altrimenti una società che invecchia, che consuma più welfare, un welfare che va solo a consumo e che non è generativo di occupazione, può preoccupare moltissimo e non tenere nel tempo, nella lunga distanza, perché nei 3, 4, 10 anni che abbiamo davanti magari il problema sarà affievolito da qualche riforma, ma strada facendo la riforma delle pensioni può colpire ancora più duramente chi attualmente è in una pensione assistita e quindi ancora una volta le donne. Assolutamente sì. Su questo noi faremo una battaglia, ma convinti con tutti i sindacati pensionati per ottenere i risultati più anche perché c'è una componente che non è di poco conto. Se una persona, una coppia magari, che poi come sempre per motivi di lavoro vari, comincia a pensare ai figli oltre i 30 anni, ora che arrivano è tutto, 35-36, ma c'è chi ne ha 40, tanti, e cominciano ad avere genitori che hanno qualche problema, ha il carico familiare più il carico figliare. È ovvio che coi figli ti fermi subito, oppure alcuni manco incominciano, perché tra le preoccupazioni del lavoro, la discontinuità e tutto quant'altro, non è che ci siano degli incentivi forti, cioè bisognerebbe che almeno il nucleo genitoriale si autosostenesse
o potesse Sì. dare una mano eventualmente, Certo. come tante volte già succede, Certo. ai giovani, ma non che viceversa anche i giovani dovessero occuparsi oltre che dei propri figli, che poi resteranno a casa fino ai 30 anni ora che trovano lavoro, Certo. e anche dei genitori, perché diventa veramente un paradosso, sì, il paradosso per antonomasia. Sì, diciamo, la carta vincente è quella che per davvero ci sia coscienza di questa mutazione demografica, perché se si ha coscienza di questo si devono ispirare le scelte politiche, quelle che le istituzioni devono fare, perché ci sia un'attenzione agli anziani e un'attenzione alle nuove famiglie, che finora francamente fatichiamo a vedere, sia dal livello nazionale, ma anche noi che in Veneto ci pregiamo di essere sempre un ette più avanti, essere anche una regione guida. Tante volte scelte sulla sanità, scelte sul sociale hanno avuto il Veneto in prima linea a fare delle scelte che coinvolgono molto l'intera popolazione. Per adesso questo non si vede. Facciamo un esempio sulla non autosufficienza, vuol dire togliere quel peso alla famiglia che magari ha già da accudire ai figli. Infatti quello che dicevo, questa cosa qua. Il tema è pienamente centrato per come l'hai esposto te, e quindi togliere il peso vuol dire avere una situazione, diciamo, istituzionale della sanità e del sociosanitario che prende in carico la persona che ha questi problemi, che cade in non autosufficienza. Ci ha decisamente sorpassati l'Emilia Romagna, che ha fatto una tassa di scopo che ha permesso di creare una rete di figure, ovviamente assistite, diciamo, finanziate dalla Regione, che prendono in carico la persona a casa sua, non solo negli estremi, no? Quando uno non si può più neanche curare a casa, portarlo nelle case di riposo, nei posti attrezzati e dargli un aiuto con la retta. Prendere queste misure vuol dire rendere più umana l'esistenza, creare un relativo benessere fino a quando sarà l'ultimo giorno, ma soprattutto vuol dire alleviare la famiglia, perché prima ho parlato di 3 milioni di non autosufficienti, attorno ai quali ci sono il doppio di figure che sono interessate come familiari a doverci accudire. Quindi è una fetta della popolazione che viene coinvolta e lasciata sola in questa situazione. Anche se io so che comunque, per quanto ci sia questo supporto, che non è soltanto in Emilia Romagna ma anche in Lombardia, Sì, domestico, non è sufficiente, perché comunque dà un leggero non è sufficiente. Vero, però perché per quanto ti può venire l'infermiero, l'aiuto a casa che ti fa quel supporto, quella cosa lì, tutto il resto della giornata c'è la persona che è lì, la sera la persona è lì, la notte la persona è lì. E non è sufficiente, ci vuole fare proprio un salto completamente diverso. E qui mi collega la domanda sulle case per le strutture di ricettività per gli anziani, perché anche qui c'è un problema di non poco conto. C'è più domanda che offerta, ma poi i costi sono anche lì insostenibili, perché tante persone anche vorrebbero andarci, per un discorso di non star sole con se stessi, insomma, alla fine. Abbiamo esempi anche recenti, abbiamo fatto una raccolta firme per la legge sulla non autosufficienza che prevede proprio questo, quello di aumentare i posti letto disponibili e quindi anche togliere questa pesantezza all'interno delle famiglie, ma quella di tentare sempre di più di mantenere, perché ci sono molti che ancora non sono così gravissimi come situazione e vengono mantenuti a casa con un grande sacrificio dei figli, perché magari sono legati effettivamente ai genitori e tengono il più possibile. Ecco, sarà pur vero che questo ma l'altro ieri che è venuto un papà di 84 anni che ha la moglie che ne ha 70, 71 e ha la figlia che è disabile e tra l'altro anche con gravi problemi psichici, se avessimo una risposta di quel tipo, che rimane a casa, tra l'altro una che pesa il doppio di me, quindi tanto per dare un'idea, cioè un caso grave, sul quale non c'è una possibilità di assistenza, ci siamo rivolti ai servizi sociali in primis. Ma perché? Perché la famiglia non sapeva neanche dove andare, non aveva un orientamento, non aveva un'idea ed era lasciata sola, come ho detto prima. Se noi lasciamo sole, questo è più. Però ci vogliono strumenti. E gli strumenti sono avere maggiori posti,
Tra l'altro noi pensiamo che devono essere fatti nelle IPAB, e devono essere fatte nelle IPAB perché sono pubbliche, cioè le case di riposo pubbliche. Chi lavora in una casa di riposo privata, tra virgolette, chiaramente investe un patrimonio che deve avere anche una certa resa. La resa qui deve essere una resa sociale e le IPAB hanno questo scopo qua. La resa deve essere su un miglior servizio. Assolutamente. Ecco, giusto per rendersi conto dei dati e anche abbiamo una slide: strutture residenziali per anziani, poi posti letto pubblici, privati e impegnative. I pubblici sono quelli in verde, certo. In rosa quelli invece privati, e poi le impegnative sono quelle segnate in violetta, quindi vediamo che ci sono impegnative, vuol dire che le impegnative sono molto meno di quelle che sono le richieste di impegnativa, e tra l'altro i posti sono quasi esclusivamente saturati e devi metterti in coda. Il problema è che se una persona si ammala oggi e viene dichiarato oggi praticamente non autosufficiente, che non sto qui a spiegare com'è, perché è una situazione che è anche difficile da affrontare mentalmente, ma quando viene dichiarato tale, perché venga riconosciuta l'impegnativa di cura, spesso ci passa un anno e mezzo, addirittura siamo arrivati a una punta di 2 anni. Addirittura siamo arrivati, è proprio in provincia di Padova, in una situazione in cui è stata riconosciuta, in qualche situazione, non una sola, è stata riconosciuta l'impegnativa di cura e la persona era già andata di là, insomma, e quindi bisogna anche avere l'accortezza di una certa rapidità quando abbiamo un referto medico e una stima complessiva sulla persona che dà già la situazione molto grave, e quindi ecco. Dopo non ci possiamo lamentare sine die di questo, perché anche grazie al fatto che abbiamo stimolato gli organismi preposti a questo, spesso abbiamo ottenuto delle risposte positive di rapida soluzione. Ecco, quindi siamo impegnati moltissimo su questo fronte. Questa è la contrattazione sociale sostanzialmente che voi fate con le amministrazioni pubbliche, con i comuni, cioè un continuo rapporto per cercare di trovare soluzione ai problemi che poi vengono dai cittadini. Sì, accanto alla, diciamo, attività che facciamo di servizio ai nostri iscritti, che è preziosa, insomma, ed è molto gradita, insomma. Abbiamo anche avuto tante soddisfazioni, perché vengono questi anziani, a me non sembra mai di essere anziano, ma lo sono, no, perché sono venuto qua tante volte in altra veste. E vengono a ringraziarti col cuore, si sente proprio, perché sentono di avere una sponda. Accanto a questo, accanto al fatto che abbiamo molte convenzioni che aiutano per le assicurazioni, per, non so, per gli occhiali, per l'udito, eccetera, che se ne va e via, abbiamo messo sempre come sindacato unitario, una rete fitta di incontri con tutti i comuni, che per quanto ci riguarda sono 103, adesso se non sbaglio forse 102 a Padova e 51 a Rovigo, alcuni sono accorpati, e bisogna fare degli incontri specifici, perché nei comuni ci sono trattamenti diversi. Abbiamo dei comuni che sono posizionati sopra la media della spesa finanziaria per i servizi. Abbiamo dei comuni che ancora sono molto al di sotto. Certo, quindi su questo bisogna che noi riusciamo a dare un input, a portare i buoni esempi, perché anche i comuni che sono un po' più sotto investano nel sociale, che è una garanzia per una buona società. Ecco, chiedo alla regia se ci mettono in onda le slide relative alla contrattazione, alle assemblee precongressuali che ci sono nei vari territori, e chiudendo solo un cenno all'importanza dell'invecchiamento attivo. Sì, perché anche questa fase della vita, quella che viene denominata come terza età, abbia un senso positivo che spesso sfugge, soprattutto quando una persona è sola. Allora la nostra cura è catturare l'attenzione soprattutto sulle persone che sono sole, perché gli altri magari fanno già i nonni sitter, altri fanno i volontari in comune o alla parrocchia o in altri ambiti, però tanti rimangono soli. In questo noi abbiamo una rete assieme alle Anteas, che sono le nostre associazioni di volontariato, che si muovono catturando l'attenzione
di queste persone sole, cercando di accudirle, portandole a fare un'attività ludico-motoria, delle attività artistiche e perfino, esempio molto esemplare nella provincia di Rovigo, l'Università Popolare, che è stata istituita tanti anni fa e che un sacco di nostri volontari del sindacato unitario rodigino ha permesso a tanti di istruirsi anche in età avanzata, con un successo incredibile in tutti i comuni di questa provincia, che è molto dispersa in un territorio così vasto, ecco. E molte altre cose. Molte altre insomma, attività, ecco. Perfetto. Grazie Giulio Fortuni, Grazie, siamo giunti al voi. termine, quindi avete visto, ci sono le assemblee precongressuali per partecipare, per sentirsi attivi, per invecchiare attivamente, ma poi tantissimi servizi che vengono dati e quindi di cui è bene rendersi partecipe informandosi presso le numerose sedi dell'FNP CISL. Grazie ancora, buon proseguimento, a presto. Grazie a tutti, salve.